Un saluto da Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia, Romania. In questo video ti mostro un orrore dentale che è stato fatto dalla clinica degli orrori, purtroppo che c'è in Moldavia, dove molti pazienti stanno venendo accalappiati e ci sono persone che stanno prendendo 200-300 euro per portare pazienti a questa clinica che se no non avrebbe pazienti. Clinica che ha fatto in questo caso specifico un ponte in metallo ceramica con denti pronti a scheggiarsi. Fa attenzione all'incisivo che c'è qua nella parte inferiore dove c'è la freccia. È stato messo un ponte in metallo ceramica, tra l'altro denti fintissimi, fatti senza una texture di superficie, senza andare a tenere conto dei denti nella parte inferiore. Quando il paziente dovrebbe curare tutta la bocca e il dentista invece si limita solo a una parte della bocca perché magari non ha la disponibilità economica e viene allettato da delle promesse magari di viaggi all inclusive con vacanza, viaggio, pacchetto e anche pagamento dilazionato, alla fine non rimangono più i soldi alla clinica per offrire qualità. Quindi fai molta attenzione perché andare all'estero a fare i denti anche in Moldavia può essere pericoloso. Questi sono denti che si facevano 30 anni fa, questi sono sotto dei denti storti che faranno rompere i denti qua nella parte anteriore. Questi sono invece i denti che facciamo alla mia divisione protesica. Questi sono denti fatti col computer, coi robot, non vengono fatti a mano. Questi sono invece denti che sono fatti a mano. Guarda qua la differenza. Purtroppo c'è pizza e pizza. I pazienti non capiscono la qualità, non capiscono che gli stanno venendo fatti dei lavori che poi si romperanno, come in questo caso. Guardano solo al metodo di pagamento, al prezzo, ma è un paziente questo che non è stato curato integralmente, ha dei denti che sono anomali. Guardate qua la paletta dell'incisivo, l'incisivo invece deve essere rotondeggiante, l'incisivo laterale deve avere delle forme sinuose, con quelle che si chiamano poi embrasure, deve essere rotondo, rotondeggiante. Qua invece hanno fatto un incisivo che è con una forma strana, una forma dritta, manca l'embrasure che sarebbe la zona di passaggio, di divisione tra l'incisivo laterale e il canino, l'incisivo laterale e l'incisivo centrale. Queste si chiamano embrasure e queste hanno determinate forme che vanno rispettate se noi vogliamo avere poi l'estetica del viso perfetta, col sorriso perfetto. Qua sono completamente assenti, qua ci sono delle embrasure assenti oppure troppo ristrette, qua neanche c'è l'embrasure, guarda come sono asimmetrici, questo dente non c'entra nulla con questo dente, poi sono triangolari, hanno fatto dei denti triangolari quando invece i denti incisivi sono rettangolari, ok, possono anche essere ovali. Questi sono dei denti che non sono sicuramente estetici. Quindi fai attenzione, qua hai dei denti di qualità completamente diversa. Questi sono dei denti in metalloceramica fatti a mano che scheggiano. Questi sono invece dei denti fatti roboticamente invece al mio dipartimento che vengono fatti per esempio con lo zirconio oppure col composito, materiali che vengono prodotti roboticamente replica di denti reali. Quindi fai molta attenzione agli accalappiatori, pazienti che stanno venendo rovinati in Moldavia, attratti da prezzi ultra economici. Questo accade anche in altre nazioni. Io in questa playlist parlo nello specifico di questa clinica degli orrori che in Moldavia purtroppo ci sono alcuni pazienti che ci stanno cascando. Il miglior vaccino a questi problemi sono i problemi stessi, è l'evidenza spiegata come sto facendo di quelli che sono gli errori commessi. Pagamento poco a poco, indirizzati da procacciatori che non sanno nulla di denti, che non sono dentisti, che per intascarsi per 200-300 euro su ogni paziente inviato a queste cliniche degli orrori mettono in seria difficoltà i pazienti, persone
che hanno magari fatto un prestito, persone che hanno chiesto i soldi in casa, persone che pensavano di uscire dalla spirale del dentista, invece ci sono caduti appieno. Tenete conto, questa è una persona che ora dovrà rifare il lavoro, spendere nuovamente i soldi e non sarà tutelata, quindi sarà veramente con le spalle al muro dal punto di vista economico. Queste sono cose veramente pericolose, disdicevoli, sono fare cassa, intascarsi dei soldi per bagarinaggio, potremmo dire, per accalappiamento di pazienti, è una cosa veramente pericolosa che mette in difficoltà le persone e soprattutto le persone si ritrovano poi a non poter più mangiare, più nutrirsi, più stare con le persone e non poter più avere quella funzione dell'apparato masticatorio che viene definitivamente rovinato. Fai molta attenzione, guarda tutti gli altri video in questa playlist di orrori dentali della Clinica degli Orrori in Moldavia. Chiaramente non è la mia, ma metto in evidenza qua dei gravi errori che vengono fatti da quest'altra clinica per far capire che c'è pizza e pizza. Esiste la pizza fatta col forno a legna, con impasto come si deve, ben lievitato, e poi c'è la pizza del surgelato a 1 euro l'una, ma quella non è pizza, è una focaccia. E quindi fai molta attenzione, perché andare all'estero non vuol dire per forza risparmiare, può vuol dire anche buttare molti soldi. Quindi cerca sempre chi ha molte recensioni, cerca sempre chi ti può mostrare casi in quantità di casi gravi risolti, ok? Serve dimostrare che ne hai fatti tanti, tirare fuori quello che è il tuo portfolio e mostrare al paziente che ne hai veramente risolti tanti di casi complessi. Qua nota che nella prima foto c'è, questo è un paziente col sorriso gengivale. In questi casi non si può ottenere un buon risultato estetico se non andando a fare una plastica gengivale. Qua dubito che l'abbiano fatta, infatti poi la foto per la pubblicità l'hanno fatta senza far scoprire il labbro, la gengiva al paziente. Questo è un piccolo escamotage per, diciamo, mettersi al riparo da eventuali critiche, ma qua è veramente un caso troppo brutto anche da poter essere mascherato semplicemente dal non far alzare il labbro. Qua veramente sono dei denti fatti male, neanche un odontotecnico al primo anno di scuola riuscirebbe a fare un lavoro così pessimo. Quindi fate molta attenzione e guardate gli altri video della playlist degli orrori dentali della Clinica degli Orrori Dentali in Moldavia. Un saluto.